Allora, abbiamo visto un modo nuovo di vedere le città, quindi stimolare anche gli operatori, cioè ci deve essere anche un entusiasmo rinascente, il termine è così, però da parte di chi opera in un certo settore nel metterci veramente energia per essere attrattivo, perché io dico sempre cos'è che va bene? Vanno bene i centri commerciali, cos'atto di fatto? Bisogna mutuare quelli che sono quei modelli, Cioè, perché? Perché sono scintillanti, sono belli, sono puliti, sono sicuri, sono agibili, facilmente fruibili, quindi quello modello vincente riportiamolo nei nostri centri, cerchiamo di trovare delle soluzioni, devono essere attrattivi. Perché il periodo di Natale i centri urbani si riempiono, alcuni più di altri, perché hanno adottato delle soluzioni certo. vincenti, quindi di attrattività, di movimento, alla gente questo piace. E lì però ci sono dei fattori che bisogna essere di incentivo, come le diceva, gli spazi plateatici, anche lì dei provvedimenti che possono aiutare e con agevolazioni anche di carattere fiscale, non lo so, oppure il credito, perché bisogna fare anche degli investimenti. Ci sono dei locali, tra virgolette, vetusti, poco appetibili, poco attrattori, magari posti in località, in punti strategici della città, che però penalizzano quel luogo. Perché? Perché non costituiscono un fattore di attrattore. Ma allora il credito, questo è un altro problema. Certo. Come accedere al credito? Questo riguarda sia per chi avesse l'ambizione di aprire un nuovo locale, di poter però avere un po' di respiro, un po' di ossigeno, anche per chi invece magari ce l'ha in essere, però ha bisogno di darci una rinnovata. E là lo stimolo dell'associazione di categoria è dire datti da fare, queste sono le Certo. nuove strategie di marketing, adottale. Certo. Cosa si può Torno fare? un po' sulle quelle che vengono chiamate le politiche attive a favore del commercio, proprio sui plateatici. I plateatici costano tantissimo, Eh sì, per cui i commercianti, i gestori di che pubblici sarebbero gli spazi esercizi, gli spazi antistanti esterni, davanti a no? stand, dove si mettono i tavolini per Ecco, intenderci o sì. quant'altro. E ovviamente ne mettono il minimo possibile, al di là che ci sono anche dei criteri tra le dimensioni dei bagni, la superficie interna, insomma tutta una serie di limitazioni secondo me che sono assolutamente assurde. Le politiche attive, quelle intelligenti che dovrebbero fare gli amministratori, sono invece di far pagare il meno possibile i plateatici esterni, perché più spazi si occupano esternamente, più questi diventano attrattori. Sì. In un accordo che faccio, sia per quanto riguarda la qualità dell'arredo, sia per quanto riguarda le iniziative, cioè io dico a te, commerciante del pubblico, tu non mi paghi nulla o mi paghi un prezzo simbolico. Voglio questo tipo, questa qualità dell'arredo, mi fai un concertino alla settimana. O voi tre che siete assieme, siete vicini, ok, mi promuovete una, due iniziative alla settimana, al mese, ogni 15 giorni. E cioè senza spendere soldi l'amministrazione che ne ha sempre meno e rinunciando a una parte delle risorse, favorisce in qualche modo quella che si chiama la rigenerazione, quindi il fatto che le persone vengono a frequentare la città attraverso delle iniziative. Per quanto riguarda il credito sappiamo che con l'inizio della crisi si sono chiusi i rubinetti del credito. Sì. Perché? Perché le banche avevano dato soldi a tutti, sia a chi aveva capacità di rientrare, sia a chi non aveva capacità di rientro. Con la crisi anche quelli che avevano la capacità di rientro, una parte non hanno più avuto la capacità di rientrare, le banche si sono trovate in pancia tantissime sofferenze e quindi crediti deteriorati. In questi anni un diciamo, ruolo davvero importante è stato svolto da parte dei consorzi fidi. Consorzi fidi anche qui che devono avere alcune caratteristiche, perché anche nel nostro Veneto ci sono troppi consorzi che Infatti non c'è sono, difficoltà che di... sono pieni di debiti, sì, che prima o poi salteranno, perché non hanno saputo, fare come ad sistema. esempio abbiamo fatto noi della Confesercenti, noi avevamo un nostro consorzio Veneto, abbiamo fatto una fusione con il consorzio della Toscana, della Lombardia, del Piemonte e abbiamo fatto il più grande consorzio italiano.
un consorzio che è stato certificato dalla Banca d'Italia, la quale in 3 giorni di sopralluogo ha sancito di essere un consorzio assolutamente sano. Quindi fare sistema, quello è il È discorso. indispensabile fare sistema, perché quei consorzi lì, quelli piccoli che hanno debiti, va bene, non sono più in grado di erogare finanziamenti, anche perché le banche non Certo, credono infatti più a quella risulta, garanzia. esatto. Quindi noi pensiamo che da questo punto di vista il nostro consorzio, assieme a un altro strumento che abbiamo estremamente importante di accesso al medio credito centrale, e cioè al fondo di garanzia, alle risorse diciamo che lo Stato mette a disposizione, che noi attraverso il nostro consorzio si possono utilizzare, sia la risposta giusta che possiamo dare ai tanti imprenditori che sono in difficoltà, ma che ovviamente devono avere i requisiti, perché altrimenti continuiamo a produrre. Certo. Dall'altra parte, in un rapporto interessante che abbiamo costituito con la Regione Veneto e con Veneto Sviluppo, stiamo realizzando alcuni esempi di finanza innovativa. Finanza innovativa è un modo attraverso il quale possiamo dare delle risorse, diciamo garanzie alle imprese, con la controgaranzia dei consorzi di Veneto Sviluppo e con la partecipazione delle banche. E cioè oggi siamo in grado, visto che la BCE ha dato molto soldi alle banche, e le banche adesso, però le banche sono molto attente al fatto di dire a chi do i soldi, infatti. perché sofferenze ne ho già tante, la nostra garanzia aiuta le imprese ad avere il finanziamento dalle banche. Quindi questo può essere anche un metodo, un sistema da mutuare. Però, esatto, com'è possibile che i piccoli, senza venire meno ai propri interessi di piccoli, possano divenire una cosa del genere? E questo a vantaggio naturalmente poi di chi accede a questa forma di credito, perché tanti... Ma i piccoli commercianti intendi? No, i piccoli commercianti, i piccoli consorzi. Ma i piccoli consorzi sono destinati a sparire. Per i commercianti che magari hanno fatto capo col piccolo consorzio che ha detto di no, possono accedere. andare, perché i piccoli consorzi non hanno proprio non hanno futuro, cioè non c'è, perché le banche non danno più risorse alle imprese che sono garantite da questi piccoli consorzi. Quindi si tratterebbe di fare una specie di patrimonializzazione dei consorzi. Vanno patrimonializzati però solamente i consorzi sani, perché altrimenti sono soldi buttati via. Cioè mettere soldi in questi piccoli consorzi vuol dire buttare via i soldi. Allora, siccome tutti vogliono avere il loro consorzio perché vogliono ottenere le loro posizioni di potere, va bene, ma queste posizioni di potere sprofonderanno, va bene, assieme a loro, perché non reggono più. Come vale per le banche, vediamo tante situazioni, vale anche per i consorzi. O i consorzi diventano un'altra cosa rispetto a quella che abbiamo conosciuta, si mettono soldi per il capitale, altrimenti e le risorse pubbliche devono andare solo dove ci sono consorzi sani, perché questi garantiscono poi le imprese. Siamo arrivati al termine, un secondo perché siamo già in chiusura. Questione sicurezza, centri urbani, sicurezza commercianti, una sofferenza per moltissimi. Anche quel tema avete affrontato con... Sì, abbiamo affrontato il tema della sicurezza perché è un tema presente quotidianamente, lo Quindi vediamo. È vostro, lo sentite. È un tema nostro che riguarda soprattutto il commercio, perché il commercio è lì, è la frontiera, diciamo, sono in trincea soprattutto i nostri... E lì cosa chiediamo? Chiediamo ovviamente maggiore sicurezza attraverso le forze dell'ordine, però sappiamo anche che non possiamo chiedere un carabiniere davanti a ogni negozio, per cui prevenzione attraverso quella che sono le indagini che devono essere fatte per individuare quali si sanno queste cose. Secondo, bisogna utilizzare di più la tecnologia. Sempre più telecamere, sempre più telecamere. Ma tanto non li riconoscono, sono tutti ben coperti e poi alla fine non serve... Sì, però se c'è qualcuno che vede che c'è uno coperto che si muove e ci sono qualche pattuglia che gira, cioè se c'è una vigilanza, diciamo, Polizia privata, sì integrata. O no? Polizia privata, sì o no?
Ma io sono per tutte le cose che si ritengono di fare, No, perché perché no? devono pagarli i commercianti. Se la devono pagare, infatti, se hanno risorse da Per farlo. spendere, però io penso che io su questo sono una mia idea, insomma, sono molto convinto, come la sanità, anche la sicurezza Sono deve fondamentali. stare in capo solamente allo Stato. Chiarissimo. Siamo arrivati al termine. Grazie direttore, sei stato Grazie qui a con noi, lei. grazie a voi di averci seguito. Appuntamento come sempre a domani. Grazie.